Mamma mia di quei trulli ragazzo per strada. Adesso mi porto la macchinetta diciamo appresso, che così se rivediamo qualcosa di interessante ti faccio vedere. Adesso sono alla ricerca dell'acqua, non sto trovando acqua da nessuna parte, quindi Singano spusa. E che forse vedi un po' malino perché ho sul Sigma, che quindi mi allontana un casino la visuale, in poche parole. Si ringrazia Google Maps per il giretto nelle viette sperdute, comunque non ci siamo incastrati, tutto bene, sempre tutto bene. Trulli ovunque, che sono ste robe, vedi? Macchine? No, via. Niente, ho tutti i rubinetti all'acqua chiusi, porca troia, devo trovare un posto dove farla qua. Cioè, dovrò anche lavarmi prima o dopo, no? Beh, è tipico, è tutto molto molto tipico. Va Verdume. Allora, a destra abbiamo il bosco Orimini. E io avevo letto Crimini, ho detto, ah porca troia, invece no. E qua, guarda che bella discesona, guarda che panorama. Bellissimo, accidenti. Cioè, riesci a vedere a destra, il panorama in fondo a destra, che vedi il mare, no? Guarda, ara il mare, ara. Ma di quanti panoramation ti fa vedere le puntine del mondo, eh? Cioè, guarda là in fondo, guarda che bel verdume, poi le città, le curve, che devo io guardo le curve, tu guardi il panoramation. E il mare là in fondo. Ma che roba, bellissimo, le pale eoliche così un po' con quell'effetto sfocato, nebbiolina, guarda che figata. Ara a destra tutti gli alberumi tipici, vedi? Tutta la flora tipica, mentre per quanto riguarda la fauna devo dire che hanno dei, come si chiamano, gli pipistrelli enormi, cioè in confronto ai nostri sono pantegane, cavolo, noi abbiamo i microtopolini. Madonna Italia, guarda che figata, guarda che bello il mare in fondo con la città. Questi però in teoria dovrebbero essere due laghi, ok? Noi passeremo in mezzo a due laghi come fossimo in una sorta di laguna, dopodiché ci sarà il mare. E là, mi vola il pulmino, porca troia. Allora vedi, siamo quasi arrivati, siamo comunque a 22 km da Taranto, provenendo da est, ossia da est, da che altra parte, dai. Oddio, cos'ho qua davanti? Cos'è sta roba? No, che forte, con 4 ruote, va là. Che trampolina. Aspetta, adesso la tampono che così la vedi meglio. Buongiorno Italia, sono a Taranto, itinerario Magna Grecia. E qui siamo letteralmente in mezzo ai laghi. Allora, quella a destra lo puoi vedere, no? Ok, quello a sinistra no, non lo puoi vedere perché ci sono diciamo le case, le cose. Cosa c'è là tutto in acqua? Guarda che è strapieno. Ma sono boe o tipo cocai? Ah no, sono boe. E ci stiamo passando sopra. Ah sì, ecco, vedi, adesso vedi anche la parte sinistra. Sì. Però è più bella la destra, quindi guardati solo la destra, guarda, ammira. Wow, io sono arrivato e manca 6,9 km e i rubinetti non ne ho trovati, cioè ne ho trovati ma tutti chiusi. Porca miseria, vabbè, creerò uno strato di protezione sulla pelle. Italia, io sono arrivato, il guardiano è stato anche gentile, ha chiamato il titolare, l'ha avvisato che ero qua fuori, lui gli ha detto no, fallo entrare che così si attacca la corrente e tutto quanto, quindi qua con corrente, acqua e tutto quanto, ma sono qua, cioè sono qua proprio in tutti i sensi, sono già operativissimo, non tiro neanche giù il letto, dormo in quello piccolino, domani sveglia, caffè ovviamente per ripigliarsi e sono già dentro, sono già a posto. E un saluto, dai, vabbè, aspetta, non lo rifaccio. E un saluto, sto provando, non riesco a inquadrarlo, volevo dire. No, è che io sono tappissimo, lui è altissimo, puoi immaginare, forse devi mettere così l'inquadratura. E un saluto da Massimo da Taranto. Un saluto a tutti, ciao. Massimo è quello che trovi ogni tanto nei commenti del gruppo Facebook, quello che ha il deltaplano. Però adesso sei timido, quindi riprendiamo dopo. Buongiorno Italia, non mi passa più. Allora oggi è tipo martedì, domani dovrebbero arrivare i pezzi. Intanto abbiamo deciso cosa mettere, ti farò sapere poi cosa ho messo, insomma una volta montati magari ti dico tutti i pezzi che ho messo, magari anche i prezzi, così ti rendi un'idea. E non vedo l'ora di tornare su perché è da 2 mesi che vado avanti con sto camper, quindi capirai che diventa anche una cosa pesante dopo, no?
comunque oggi magari ci prendiamo avanti a montare il clima, tirare i cavi, a vedere, dopo domani, sperando domani che arrivano i pezzi, finiamo il tutto, insomma, e dopo via riparto su. Cioè qua si sta veramente bene, solo che appunto mi si stanno ingrumando i lavori da fare, le cose da fare, e insomma è anche da 2 mesi che vado avanti con questo camper, quindi non ce la faccio più. Cioè non posso dedicare la mia vita alla preparazione di un camper, no? Che tenendo conto che essendo la mia casa, se non è pronto, non ha corrente eccetera, non posso lavorare, cioè, capito? Quindi sono proprio con le mani legate. E sempre in controluce, guarda chi c'è qua, e questo lo trovi sempre nei commenti, Zanzare, Fofolono Apu Apu, quello giallo, lui è quello giallo, Sì, lo sì, vedi? sì, esatto. E Marco in realtà è venuto qui da Robert a trovarci, adesso spengo e ci facciamo 2 ciacole. Ciao Italia! E buongiorno l'Italia, è ritornato Massimo a trovarmi, no? E ha detto ti faccio provare una cosa. No, robe strane che te pensi te, no, la realtà virtuale, sai che io sinceramente un po' una mezza idea di che cos'è, è un po'... Non ho capito un cazzo, adesso vediamo cos'è questa realtà virtuale, perché anche te, se te sei vecchio come me, traduzione, se sei vecchio come me, probabilmente queste cose insomma non le hai ben focalizzate, quindi andiamo a vedere. Ne abbiamo sentito parlare. Allora intanto... Quando eravamo ragazzi, no? Intanto sono degli occhiali. Sì. Ho messo il supporto per gli occhiali, visto che tu indossi gli occhiali, quindi un distanziatore per gli occhiali. C'è l'adattatore per Singano, hai visto? Io l'unica cosa in realtà virtuale che conosco è quella dei droni, che attaccano i droni, no? Praticamente tu fai volare il drone e da sti occhiali vedi quello che sta riprendendo il drone, una roba del genere. Sono abituato senza occhiali, per me va bene anche senza occhiali. Porca miseria. Mi fa paura, Vetto. E quello cos'è? Le pistole? No. Sì, posso anche sparare a qualcuno? Diventano mani, pistole, sì. Posso sparare a qualcuno? Sì, mettiamo in gioco, l'importante è sparare a qualcuno. Sì, ok. Cioè lui adesso praticamente per terra ha disegnato un'area virtuale, speriamo che Robert non si rabbia, ma non mi pare di vedere segni per terra, quindi insomma... adesso provo io. Alle prese con la realtà Cazzo virtuale. che figata! Cioè, pensa a vederti un pornazzo così in 3D, cioè, vabbè, sono dentro praticamente a un salotto da skate, no? Che sembra le terme, quelle tipo in Austria, come si chiamava, Innsbruck, no? Che sei sul tetto e la vedi tutte le montagne, c'è anche il caminetto, però il caminetto non mi piace, quello lo cambio. La scrivania in legno, bellissima. Puoi anche camminare all'interno della realtà virtuale. Ma aspetta, che c'è? Se esci fuori, che è successo? C'era un muro celeste. È il muro, prova a oltrepassarlo e rientri nella realtà reale praticamente. Ritorno in casa che fa Sì. freddo. Ecco qua. Aspetta perché volevo spostare la sedia. È arrivata gente? Una signora. Ah, buono. Vedi il menù dove Sì, stai? figata, bellissimo. No, c'è qualcosa da sparare a qualcuno? Sì, puoi mettere un gioco. Salve. Qual è? Che so, per esempio c'è Space Pirate Trainer. Questo è sparo, vado? Sì. Ui. E è sempre dentro l'area che abbiamo fatto? No, è un gioco spaziale. Ma devo star fermo? No, ti puoi spostare, devi scansare i proiettili, cose. Perché se mi giro di là è buio. Che cos'è? È la presentazione questa. Ok. Ready to rock, devo anche cantare? Vabbè. No, significa pronto a partire, mi sembra. Se no cantavo Amanda è libera di Albano. Allora, arcade 3 vite, vado? Sì, prova. Vai là. Cosa... No, ma io ho le vertigini, cazzo, è alto là. Che è una medusa? Spara. Che figo, madonna, che figata. Con tutte e due puoi sparare. Che bello. Che è sta roba? Bella. Una super nave. Cazzo, sto muro ogni volta in mezzo ai coglioni. Che figata pazzesca. Sì, bravo. Mi puoi scansare i proiettili. Che figata. Che robe assurde. Pazzesco. E che c'è anche la pubblicità. Sì. Cazzo, se mi righi gli occhiali, mi ha schivato gli occhiali. Che robe! Mamma mia, dove sei te qua? Sì, sto qua. Ragazzi, non potete vedere, ma è una cosa pazzesca. Cioè,
adesso non so se su YouTube magari si trova qualche video che spiega un attimo cosa sto vedendo io, come lo sto vedendo, cioè io vedo veramente a 300. No, le pistole! Sì. Che figo! No cazzo, mi hanno colpito, stronzo! Che robe assurde! Bellissimo! Ma qua il muro! Che robe! Cioè loro ti sparano ste supposte che però Sì. sono anche lente. Puoi anche fare uno scudo con una delle due pistole, la trasformi in uno scudo, devi portare indietro velocemente la mano. Aspetta, faccio vedere. Così. È uscita? Ah, ok. Eccola. No, uscita? è uscita. Una Mi hanno mazza. colpito. Oh. Una mazza è uscita. Oh, va via. Dai, cancaro. C'è sta roba. Li prendi e li sbatti per terra. Ah, sì, quella. Dio, no. Che figata. Sì, con quell'accio li blocchi e con l'altro li spari. Sì, è tipo un laso. Sì. Cazzo, mi è ritornata. Eccola qua. Ah, cazzo. Che forte. Ti è ritornata la pistola. Assurdo, beh, mi dispiace che Non ce la fai più. non potete vedere, ma è bellissimo, è una cosa. Non pensavo che era così, veramente, è una figata pazzesca. Ti hanno ammazzato, no? E per tornare da Robert, perché là c'è il precipizio. Prendo una navicella, monto su. Sì. Che... Così esci dalla realtà. sul muro. Ecco, se io esco e inizio a vedere. Eccola, oh là. Che forte! È sconvolgente, Wow, sconvolgente sul serio, cioè non pensavo proprio. Aspetta, questo è Ho uno. detto vabbè proviamo, sono curioso, ma no, non pensavo a una roba Sì. mostruoso. Ci sono cose anche molto realistiche, tipo boschi, cose. Mostruoso ragazzi, veramente. No, bello, mi è piaciuto un casino sparare. Dopo magari chi è passato qua che mi vedeva, non so, le signore che idee si sono fatti qua di personaggi. Però fantastico cazzo, fantastico.